Bene, un cordiale buonasera, stasera pure dai suoi studio di TLG, allegra con Alfredo Neddu. Non poteva mancare questa cultura sarda, sinceramente, a TLG. Alfredo Neddu che ha fatto radio e televisione, però orgoglioso in TLG, deve che questa cosa che vieni, capito, ha fatto cantatore, tenore, coro, poesia, ballo sardo, costume, tutto. Ogni gioia del capo gente sempre cambiata. Lo devo andare, capite, è una cosa bella, poi a mano, buonaro che sono e che non sono, capite, poi la debite sa agenda, che il vestito già dai 10 e vista 2 anni, sa agenda, sospite che chiamano in diretta. Andiamo prima di tutto a salutare tutti gli ascoltatori da parte di Alfredo Neddu, allegra coro con un abbraccio e una strinta mano. Andiamo a salutare il sponsor dell'Alfredo Neddu che è Saritti, che si è agatta in Portodurre, in sa zona industriale. È un'azienda che serve sia per la campagna, per l'introdome, intubazione, scaldaia, spampal di calore, salvatoio, rubinetteria, bagatelle di tutto. Canna Saritti non può essere senza comprare. Salutare chiaramente a Francesco, a Gianni e a amico mio che mi è mancato, Gavino Viga. Altrettanto vediamo questo bravo gommista, Peppino Neolo, che si è in Tattari, in via Milano, numero Binni. Un bravo gommista deve andare già in partenza della macchina, non sta a posto, non bisogna accedersi in macchina. Andare a Peppino Neolo, scontrolla la macchina, si piglia il salbotto al naso, il salbotto al naso pure. E una persona mannata, una femmina, che te che il salbotto al naso, e tu si scurza, cammina all'appanato, e abbiamo giocato sinceramente di andare a roda della macchina. Peppino Neolo pone questa macchina a posto, sinceramente, salutando 89.000 a mano. E il minore. Altrettanto vediamo questo ristorante, il ristorante Saccaglia. De Tonino e De Bianca, un ristorante attrezzato con un personale specializzato, si mangia bene, riunione, battesimo, scresimo, scaballo com'era, però uno che si chiede cogliare, Tonino e Bianca per fare il suo contratto, si è scento sposto a Bossette, ristorante Saccaglia. Altrettanto in questo negozio bellissimo sinceramente che si chiama in Tattari, in Petraniedda, in strada Sese, tenendo un'altra entrata perché da Portodurre 60C. E questo è sporto bello, con paguinare non è cosa meta, però penso ne parto dessa cosa nuova pure. Andate bene a Portobello sinceramente, ma andate ad Alfredo Neddu, allegra coraggia su un altro sconto pure, salutando tutto che tre balla di nie. Quest'altro negozio, elettrolucide, De Bruno e De Bian, scusate che appena il bagliere qualche cosa che la devo fare sempre, capite questa cosa è in diretta, buona ponato, De Patrizia, De Bruno Scodino, ed è via Nostronato numero 2, ed è in domo che la grida ben illuminata, lampadario, regalo che devi dar fare, Anna De Bega, perché piacere sinceramente, cosa me da comprare, e più un risconto dai che finalmente la suga in banta. Anna De Besa sinceramente sei Bruno Scodino e De Patrizia e fa che pagare di bannare capito un cosa bella e andare da e de comprare capito un cosa chi può fare il suo risconto, buona panata. Andiamo a salutare questo amico, andiamo a salutare amico su entusiasmo sinceramente buona panata che li combinare ma da che non lo comprendo a metà può sempre chi dà se non è su poeta ne tutto da su poeta sa cantone che si unite a cantone come ti fai la bischina a cantare cadevo donne gioia capo uno che cantare la chitarra o poeta mica sempre su poeta pure però sa poesia sa questa è la poesia che conta tutto sinceramente non devo narrare qualcuno che non lo comprendo ma ne tutto da sa poesia sinceramente andiamo a salutare questo bravo cantatore sinceramente Bolunaro, uno del Macomere, Torre di Rio, saluta chi eri tu, sinceramente, bravo Torre di Rio, sinceramente vedendo con una vita a te che ti conosco, ti ho presentato in suo barco pure, sinceramente, in Antalbiasa, Alfredo Neddu è una vita per la cultura sarda e per il suo canto sardo. Bidenzo è un altro giovane che ne dai valedore a Marchese, dai valedore, ti dinara sto in grazia. Andrea. Bravo Andrea De Bonardi ha chiesto iscritti ma devo, non ho letto mai nulla a chi lo caro un paese sai rigonza l'ho fatta si presentare sinceramente un altro amico che non poteva fare a manco di non salutare un amico esperto sinceramente ha fatto già 3 libri mi pare che ha fatto da cantatore sinceramente cosa bella e di poesia
che va in un momento canta fotografia su numera. E questo è Giovannino Pisedu de Verfugas. Bravo Giovannino, saluta chi è che... Saluta a tutti, sos amigos de Cantosaldo e sos amigos de Alfredo Nieddu e de Telegi naturalmente. Bene, bravo Giovannino. Un altro chitarrista bravissimo questo è Mario Salarisi. E questo è di Nurvi Marchina. Bene Mario Salarisi, tu sei di Nurvesu. E ti saluto caramente che tu hai accompagnato lo cantatore Bezzo, non solo giovane, che questo sono giovane, confronto a noi, sinceramente hai accompagnato e devo dire ringrazio che sei bene, tutta canta Sachipi Capodeo, un abbraccio in strinta mano e facciamo il suo primo canto sardo, si siete d'accordo? Questo canto sardo siete d'accordo, buonanotte, in partenza lo voglio dedicare a un bravo cantatore che ci ha mancato. Giuseppe Chelo, contento se suo primo canto in re, lo dedichiamo a Giuseppe Chelo, a Samuzzere, a Lucrezia che non un abbraccio in strinta mano. Canto il re, allegra coro. Saludare
Bravissimi! Bravo sul primo canto in re, sinceramente, dedicato a suo morto di Giuseppe Chelo, che mi ha fatto vedere sinceramente che siete d'accordo di aumentare questo amico. In questo momento, scusate, abbiamo soscorsido pubblicitario. Allegra Goro.